Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo i nati del 2 febbraio e quali sono gli influssi che questi nati ricevono dalle costellazioni. Prima però vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Grazie. Dunque questi nati appartengono al dominio mensile sorretto dalla costellazione Pesci, così come appunto vuole l'astrologia antica. Mi raccomando, non facciamo confusione con l'astrologia moderna che è eliocentrica, mentre invece questa astrologia guarda qual è il viaggio che compie la Luna giorno dopo giorno attraverso le costellazioni. Dunque abbiamo qua invece una astrologia, diciamo, lunocentrica, chiamiamola così. Per quanto riguarda dunque questi nati, alle spalle cominciano già bene, hanno Giove e appunto attraverso il fluido della costellazione dei pesci. Questa costellazione dà loro sicuramente un input molto particolare e che è tipico appunto della costellazione dei pesci e dunque una visione anche romantica delle cose, un po' fantasiosa, diciamo così, ma anche quella introversione tipica che li porta a non rivelare mai completamente e veramente i loro pensieri e i loro sentimenti. Hanno comunque una predisposizione nei confronti dei liquidi, ma anche dei lavori, delle attività che hanno a che fare con i piedi. Dunque questo ci darà un piccolo indizio comunque nei confronti di questi nati, ma è un indizio che va comunque associato e misurato con le altre costellazioni. In questo caso la prima costellazione, detta anche stella capo del loro quadrato di nascita, e cioè dell'elenco appunto delle costellazioni attraversate dalla Luna in questo giorno, è Sagittario. Questa costellazione nuovamente appartiene a Giove, dunque qui abbiamo un molto forte Giove su questi nati. Appunto li rende la loro fortuna comunque media, non male, ecco. Ovviamente con alcuni ostacoli da superare. Questo perché in seconda posizione abbiamo la costellazione Vergine, che è considerata comunque di terzo gruppo, cioè una delle costellazioni un po' più difficili di quelle che appunto influenzano l'essere umano, portando appunto una certa fragilità. Ricordiamoci che anche per l'astrologia moderna la Vergine è associata alla sesta casa, la casa della salute, dunque in questo senso questi nati potrebbero avere una costituzione comunque gracile, non proprio forte, e avere più volte nel tempo anche questioni appunto legate alla salute propria ma anche altrui e magari dover occuparsi di persone care anche in là con gli anni. Questi nati comunque hanno un carattere signorile, intelligente, geniale, critico, serio, sono molto precisi e sicuramente affidabili. Hanno anche comunque una vena sportiva, forse proprio per cercare di rafforzare questo fisico non proprio prestante. Ehm, il fatto che la costellazione che apre il viaggio della Luna in questo giorno sia Sagittario li rende veramente aperti e ha molte possibilità nella loro vita. Infatti non è facilissimo dire di cosa si occuperanno. Chiaramente persona per persona, dunque individualmente, si potranno analizzare altri dati che sono collegati al giorno e all'ora, al giorno settimanale e dunque al dominatore che gli corrisponde e all'ora di nascita e al dominatore che corrisponde all'ora, per vedere quali sono le predisposizioni principali, perché qui abbiamo veramente un soggetto
che potrebbe mettersi un po' in tutto. Non ha infatti difficoltà di apprendimento, anzi è abbastanza volenteroso agli studi, e, anche se purtroppo non sempre riusciranno proprio a causa di alcune difficoltà collegate magari alla salute propria o altrui. Dunque nel tempo è possibile che debbano sospendere e poi avanti con gli anni riprendere gli studi per poter dire che insomma hanno una laurea o comunque un titolo di studi superiore rispetto a quello che avevano prima. Nella vita sicuramente avranno molta ambizione e questo è un tratto spesso conferito appunto dalla costellazione Pesci, sebbene però purtroppo la loro ambizione venga frenata appunto da diversi ostacoli e nonostante la loro realizzazione avvenga comunque abbastanza presto, perché è possibile che già prima dei 30 anni trovino una collocazione lavorativa che poi sarà stabile e duratura nel tempo, però non corrisponderà perfettamente alle loro ambizioni, che probabilmente li vorrebbero realizzati in modo superiore, cioè più inseriti in contesti socialmente più elevati, però nonostante ciò non avranno di che lamentarsi perché a livello economico comunque la fortuna li accompagnerà e soprattutto attraverso una serie di soddisfazioni personali nel fare il lavoro che faranno. Dunque in questo senso nulla da dire. Potranno risultare anche talvolta fortunati in certi contesti, magari collegato a qualche piccola vincita o qualche piccola realizzazione in questo senso, di fortuna, insomma. Comunque molti di loro cercheranno di rientrare nell'ambito statale per quanto riguarda il lavoro e realizzarsi appunto con una posizione di questo tipo. Ricordo che questa costellazione di opposizione li rende fragili non solo a livello fisico ma anche a livello di somatizzazioni, dunque attenzione appunto a non accumulare stress e tensioni o preoccupazioni perché potrebbero tradursi appunto in fastidi allo stomaco, all'intestino e affanni anche di cuore. Mi raccomando, gli uomini facciano attenzione in particolar modo perché potrebbero essere soggetti a malattie infettive e possibilmente anche venere, dunque molta cautela nei rapporti, questo è importantissimo. La donna invece potrebbe essere attentata nell'onore, nel senso potrebbero ricevere delle avance non gradite, ecco questo è un po' il senso. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Noi ci sentiamo sempre per il consueto aggiornamento domani, sempre allo stesso orario. Grazie per avermi ascoltato e a presto.